Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima con l'errore da parte di Drake Gar, è veloce Today Winner Font che come al solito si disimpegna benissimo tra i nastri. Numero in seconda 4 posizione Zarparlante subito Axel Nib squalificato. dalla seconda fila, poi Zemmellino, mentre punta in avanti Barnaba Baba che ha già rifatto la penalità e prova a portarsi sulla testa della corsa. Today Winner Font in vantaggio dopo i primi 200 metri in 16,5, insiste al largo Barnaba Baba che chiede e ottiene strada, e così dopo 300 metri Barnaba Baba al comando. Today Winner Font in seconda posizione, allo scoperto è rimasto Barolo Griff con in scia Bolt, terza pariglia per Bayard Ok, poi in corda ancora Axel Nib che precede Zemmellino, quindi Titanio Baldini, gli altri più indietro. Primo quarto se n'è andato in 31,7, i 600 metri di corsa in 47,8. Ritmo blando, quello imposto da Barnaba Baba che ha preso la testa senza spendere. E ora vede profilarsi al suo esterno la sagoma di Bolt che aggira Barolo Griff e si porta allo scoperto. 800 metri in 1,3,2 per Barnaba Baba che guida il gruppo nei confronti di Bolt all'esterno, di Today Winner Font in corda. Viene in terza corsia Bayard Ok che però dovrà rimanere lì per tutto il chilometro conclusivo. 1,18,6 i 1000 di Barnaba Baba che ha al suo esterno Bolt, il quale lascia in terza corsia Bayard Ok, prova a riavvicinarsi dopo lo svarione iniziale anche Drake Gar. Davanti alle tribune una frazione in 14,5, segno che Barnaba Baba accelera per farla pesare ai rivali che sono tutti all'esterno, almeno quelli più accreditati, con Bolt allo scoperto, in terza corsia Bayard Ok. A 600 dalla conclusione Barnaba Baba in vantaggio, 14,5 per la curva, ha sbagliato Bolt squalificato. che lascia così di fuori Bayard Ok, prova a scattare Drake Gar. Intanto Barnaba Baba ha guadagnato un paio di lunghezze a tutti, a 400 dal palo, la retta di là in 14,5, Barnaba in fuga da Bayard, Drake Gar che rinnova l'errore. Gli altri più indietro con numero 11 Barnaba Baba Drake Gar squalificato, che ha preso margine importante all'ingresso della addirittura d'arrivo. Prova a muoversi Blue Dancer per venire a prendere le piazze, intanto però è tutto facile per Barnaba Baba. Otello Zorzetto che porta a casa la vittoria con percorso agilissimo. Barnaba Baba che vince facile al secondo posto, molto vicini Bayard Ok e Blue Dancer che finiscono in linea. 29,4 ad arrivare, 1,16,6 il ragguaglio preso sulla testa, vale meno ovviamente per Barnaba Baba, anche se in realtà la penalità l'ha rifatta in breve. Otello Zorzetto perfetto in salchi al suo portacolori sotto le insegne della scuderia Filomena Calesso. Il training è quello di Alessandro Raspante, la vittoria del numero 10 di Barnaba Baba, mentre per il secondo è micidiale tra Bayard Ok e Blue Dancer che arriva fortissimo al centro della pista. Bisogna andare a rivedere ancora una volta il replay. Un Blue Dancer che arriva fortissimo e copre completamente Bayard Ok. Per il secondo posto probabilmente lo pizzica, quindi in numeri l'ordine d'arrivo probabile è 10, 13, 9.